Ho bisogno anche di conoscervi un po' di più, Duilio e Ines, nella vostra quotidianità. Lei, Ines, di che cosa si occupa durante il giorno? Quali sono i suoi interessi, i suoi impegni? Durante il giorno io sto in cucina a spignattare praticamente, perché mio marito Duilio, qua alla mia destra, mangia come una gorna. Ha presente una gorna? A parte che sono a tua sinistra, e seconda roba, se te poi io in italiano, che magari il dottore non capissi. Sono sempre dietro a spignattare, dottore. Ecco, sì. E ora mette su ragù a mattina, una tecce di qua, una tecce di qua, il forneo pieno di tecce. E no che sono una donna impegnata tutto il giorno, dentro e fuori da casa, perché fuori casa invece ho la mia grande passione. Amo andare a aiutare le parrocchie e faccio la perpetua. Sì. Ah, che bello! Quindi lei fa la perpetua in parrocchia? Sì. Una parrocchia, molte parrocchie che ha fatto più la perpetua. parrocchie ha fatto. Ah, che bello! Sì, tante, diciamo, ne ho cambiato 8 parrocchie negli ultimi 10 anni. E a Ibrahimovic dei perpetui. Sì. E poi ho anche nei foglietti parrocchiali ho una mia rubrica personale di poesie sulla storia della Bibbia. Ah, che bellezza! Non sapevo mica sta roba qua. Ma no, te che hai mai letto le mie poesie? No? E la rubrica si chiama In Chelsea Deo. Mai sentita, sia prima che sento anche a me, dottore. E non ne ha una così da farsi sentire? Se vuole... Au passant. Una da dirne così, au passant. Se vuoi ne dico una, quella che esce domenica prossima. Sì, certo. È poesia sul tema dei Habibi, personaggi dei Habibi. Allora dice così, indovinè. Come indovinè? Bravo, giovane e bello, era proprio un re modello. Ma anche i miti se puoi sbagliare e se robe che puoi capitare. Un giorno andò dal casoin e seduti forse era stanco. Comprò le caramelle ma le dimenticò in cima al banco. Poiché se ne andò via, il casolino lo richiamò in dria. E? Cosa che ha udito il casoin? Provai a indovinare. Cosa che ha udito? Non so. Davide e Golia! Davide e Golia! Beh, piace? Sì, bella.